TGR, giornale radio della Campania. Il Covid in regione non diminuisce il tasso di contagi, alto il numero di decessi, piene le intensive di Cardarelli e Cotugno. La campagna vaccinale è aperta per chi ha più di 70 anni, da domani al Pascale di Napoli le vaccinazioni per i pazienti oncologici. La morte di Ornella Pinto, uccisa a coltellate dal compagno, oggi al Cardarelli il ricordo degli operatori che sostengono la lotta contro le violenze sulle donne. La giornata dei disturbi alimentari, in questo periodo di pandemia aumento dei casi, dall'anoressia alla bulimia, a Succavo l'ambulatorio dell'ASL Napoli 1. Il calcio, il Napoli batte il Milan con un gol e domenica 21 sfida la Roma. Il Benevento, sabato sconfitto dalla Fiorentina, torna in campo domenica alle 15 con la Juventus. Buongiorno da Margherita Rosciano in studio per la prima edizione del GR Campania di lunedì 15 marzo. Il virus in regione, non scende il tasso dei contagi, alto il numero di morti e dei ricoverati in terapia intensiva. La campagna vaccinale è da sabato aperta alla prenotazione per chi ha più di 70 anni, da domani al via quelle per i pazienti oncologici ed ematologici del Pascale di Napoli. Le dosi per i primi 60, individuati direttamente dai medici che conoscono le loro condizioni di salute. Da giovedì 18 si continua con 30 pazienti al giorno. Non accenna a scendere il tasso dei contagi in Campania, che si attesta a poco meno dell'11% con 2.449 nuovi positivi su 22.326 tamponi. Ancora alto il numero dei decessi, 29 nelle ultime 48 ore, e sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in tutto 161, 11 in più del precedente bollettino. In lieve calo invece i posti letto Covid occupati. La positività di un giovane frate ha fatto scattare la quarantena volontaria per i frati cappuccini del convento di Pietrelcina nel Beneventano, disposto il tampone per circa 200 persone, tra adulti e bambini, venute a contatto con il frate. Sul fronte vaccini continua sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania l'adesione degli over 70. Meno problemi alla registrazione dopo i primi rallentamenti. Martedì cominceranno le vaccinazioni dei pazienti oncologici dell'Istituto Pascale, 30 al giorno con il Pfizer. A Salerno ha invece cominciato la sua attività il centro vaccinale allestito dal comune all'interno del Teatro Augusteo. Le vaccinazioni mentre si spera che i nuovi provvedimenti restrittivi diano i risultati sperati. Cecilia Donadio, TGR Campania. L'appello della Federlab Italia per accelerare il piano vaccinale e coinvolgere anche la rete dei laboratori di analisi accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale, propone il presidente Gennaro Lamberti. La rete è diffusa in maniera capillare sul territorio, con operatori altamente specializzati e strutture collaudate e sicure, già da tempo attive per esami e tamponi. Il Consorzio ASI di Benevento, tra i centri che hanno assicurato i beni di prima necessità ai cittadini, l'appello per i dipendenti che dovrebbero essere inseriti tra le categorie da vaccinare, chiesta l'autorizzazione per farlo importando il vaccino dalla Cina a spese proprie. Ci sono state aziende e industrie che nel corso della pandemia hanno permesso, con la produzione di beni, fornitura di servizi, letteralmente alle comunità di sopravvivere. Pensiamo a quelle del comparto agroalimentare o quelle che hanno prodotto i presidi sanitari. Noi siamo nel consorzio ASI di Benevento, qui le industrie sono sopravvissute anche al dramma dell'alluvione, ma oggi il consorzio si fa portavoce di una esigenza. Non è possibile che i dipendenti dei consorzi, i dipendenti delle aziende che hanno garantito la vivibilità degli italiani vengano esclusi dalle priorità per i vaccini. In tanti chiedono i vaccini, purtroppo non ci sono i vaccini per tutti, però voi avete anche trovato la soluzione al vostro problema. Noi abbiamo chiesto al Ministro Speranza, al Presidente De Luca e alle altre autorità in materia sanitaria nazionale o di garantire i vaccini nell'immediato oppure di autorizzarci ad acquistarli dalla Cina. Perché proprio dalla Cina? Abbiamo avviato contatti con una delle maggiori aziende cinesi, la Sinovac, la quale ci ha dato la disponibilità a cederci vaccini a condizioni che il governo italiano autorizzi l'arrivo in Italia dei vaccini stessi. E quindi voi siete pronti a vaccinare i vostri dipendenti con i vostri fondi a costo zero per lo Stato? Assolutamente sì, i nostri dipendenti mettiamo i vaccini a disposizione anche delle migliaia di dipendenti delle aziende che ricadono nei nostri agglomerati. Rino Genovese, TGR Campania. L'omicidio di Ornella Pinto, accoltellata a morte dall'ex compagno, oggi al Cardarelli di Napoli, il ricordo degli operatori che sostengono la lotta alla violenza contro le donne come le forti guerriere della sanità.
Bandiere a mezz'asta oggi al Consiglio regionale, un grido corale contro il femminicidio, in segno di cordoglio per la morte di Ornella Pinto, la professoressa quarantenne uccisa a Napoli dall'ex convivente che non accettava la separazione. Lo ha deciso il presidente dell'Assemblea regionale, Gennaro Oliviero, che ha risposto alla richiesta inviata dalla vicepresidente Loredana Raia. E ieri fiori e scarpe rosse davanti all'ingresso dell'edificio nel quale abitava Ornella, accoltellata nella sua abitazione. L'iniziativa è firmata dall'associazione Forti Guerriere col presidente della terza municipalità Ivo Poggiani e il parroco Don Enzo Marzocchi, nel segno delle attività per combattere la violenza contro le donne. Nel rione sanità domenica scorsa era stata ricordata Fortuna Belisario, uccisa nel 2019 dal marito che dopo 2 anni di detenzione ha ottenuto gli arresti domiciliari. Miriam Cuomo dell'associazione Forti Guerriere. Sono tutte morti che si potevano evitare, si poteva evitare quella di Fortuna, si poteva evitare questa devastante di Ornella, si possono evitare le morti, bisogna solo capire che bisogna denunciare. Michele Giordano, TGR Campania. Oggi la giornata nazionale dedicata ai disturbi alimentari, dall'anoressia alla bulimia, fenomeni che preoccupano soprattutto tra gli adolescenti, aumentati durante la pandemia. A Napoli il centro di soccavo dell'ASL Napoli 1. È un dolore che non si vede, che non si può capire, soltanto provandolo puoi capire quanto ti distrugge. Torna la giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi alimentari. Fu promossa per la prima volta 9 anni fa da un padre, Stefano Tavilla, che il 15 marzo aveva perso la figlia Giulia. Da allora il lilla è simbolo di speranza e colora anche l'ambulatorio del centro di soccavo dell'ASL Napoli 1 per la cura dei disturbi alimentari, riferimento importante per tutte le fasce d'età, ma in particolare per bambini e adolescenti. Anoressia, bulimia e obesità durante la pandemia sono aumentate in Italia del 30%, anche a causa della convivenza forzata col cibo tra le pareti di casa nel lockdown. Le famiglie chiedono che il centro di soccavo possa attivare la semiresidenza. I fondi regionali, sottolineano, ci sono per evitare i ricoveri, a volte fuori dalla Campania. Annalisa Angelone, TGR Campania. Il calcio, il Napoli ha battuto il Milan, si torna in campo domenica 21 alle 20:45 con la Roma. Il Napoli batte il Milan con un gol di Politano che significa aggancio alla Roma al quinto posto a sole 2 lunghezze dalla quarta piazza dell'Atalanta, che vorrebbe dire qualificazione alla Champions League. Al Meazza primo tempo equilibrato e non spettacolare, migliore la qualità di gioco degli azzurri, ma sono i rossoneri ad affacciarsi per primi dalle parti di Ospina. Teo Hernandez va in verticale e trova Rafael Leao, il cui tocco sotto misura è respinto in uscita bassa dal portiere colombiano. Primo squillo del Napoli con capitano Insigne, tiro dal limite deviato da Tonali e facile preda di Donnarumma. Zilinski tocca tanti palloni, ma quando imbeccato da Di Lorenzo trova uno spiraglio nella difesa del Milan, c'è Donnarumma in tuffo a dirgli di no. Ancora sui piedi del polacco capita l'occasione più ghiotta della prima metà di gara, ma stavolta il sinistro di Piotre, servito da Insigne, finisce di un soffio al lato. Nella ripresa il Napoli passa subito, Yusai ruba palla a centrocampo e dà il via ad una ripartenza micidiale. L'albanese scambia con Zilinski che pesca Politano, il cui destro è un colpo da biliardo che si infila nell'angolo dove Donnarumma non può arrivare. Milan scosso e Napoli che cerca l'affondo del KO con la botta mancina di Fabian Ruiz respinta da Donnarumma. Diavolo chiamato a reagire, Rafael Leao lanciato da Rebic sbuccia e consegna palla a Ospina che poco dopo trova il riflesso giusto sulla girata di testa di Rebic. Finale convulso dopo un contrasto in area fra Bakayoko e Teo Hernandez. Il VAR richiama l'arbitro Pasqua che rivede le immagini e conferma la sua decisione, non concedendo il calcio di rigore al Milan. C'è ancora tempo per l'espulsione per proteste di Rebic e per la girata al volo di Osimhen che termina al lato. Finisce 1-0 per il Napoli. Ora, dopo l'Inter capolista in fuga, ci sono 5 squadre in 6 punti. I giochi sono aperti. Giuseppe De Caro, TGR Campania. E sabato scorso il Benevento è stato sconfitto per 4-1 dalla Fiorentina in casa. Domenica alle 15 in trasferta affronta la Juventus. Il meteo. Buongiorno, sulla nostra regione sono giunte correnti fredde da settentrione, ne sono una testimonianza le temperature misurate pochi minuti fa nei capoluoghi di provincia, comprese fra i 3 gradi della città di Avellino e gli 8 di quella di Salerno. Nella prima parte della mattinata non sono escluse locali precipitazioni sui settori più orientali delle province di Avellino e Benevento, nevose sin verso i 700 metri d'altezza. In seguito è prevista un'alternanza fra ampie schiarite e locali addensamenti
riversamenti nuvolosi che nel corso del pomeriggio potranno causare qualche isolato fenomeno nelle aree interne. Le temperature nelle prossime ore diventeranno un po' più dolci dappertutto, sebbene siano attesi venti di maestrale di moderata intensità, soprattutto sulla fascia costiera. Il mare si presenterà molto mosso. Domani sono previste precipitazioni sparse, prevalentemente pomeridiane. È tutto da Vincenzo Capozzi per RAI Pubblica Utilità su informazioni dell'Aeronautica Militare. Ed in Campania proseguono le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca, allarme dopo i malori di decessi di alcuni vaccinati ed il ritiro di alcuni lotti è avvenuto per 2 anche in Campania con decisione dell'unità di crisi che ha voluto tranquillizzare la popolazione sull'uso di questo vaccino, il cui non utilizzo per i lotti è momentaneo per permettere gli esami della campionatura da parte dell'Istituto Nazionale di Sanità, che è stato vaccinato con l'AstraZeneca in Campania e sottoposto a sorveglianza sanitaria senza inutili allarmismi. Sulla piattaforma Sinfonia della Campania è possibile scaricare il certificato di vaccinazione nel quale è indicato il lotto usato e l'attestato sia per la prima che per la seconda dose. Noi ci fermiamo qui, la prossima edizione alle 12:10. Grazie per l'ascolto da Margherita Rosciano in studio con la collaborazione tecnica di Giulio Falchieri e Danilo Datri, che vi augurano buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Campania.